oggi con gioia siamo giunti a Roccagorga in provincia di Latina. Il comune si trova a 287 metri sul livello del mare e conta circa 4.600 abitanti. Il centro storico si sviluppa intorno ad una delle piazze più belle d'Italia. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Roccagorga! Ben arrivati a Roccagorga, paese collinare con una piazza barocca del tardo barocco unica nel suo genere, che ci permette di addentrarci all'interno del cuore di questo paese, che è ricco di storia, in cui i diritti e le libertà sono state conquistate con grande determinazione, in cui le donne hanno sempre rappresentato un'eccellenza. Roccagorga ha visto nella figura delle donne un alleato vero della conquista dei diritti, a cominciare dallo sciopero alla rovescia. Le donne insieme agli uomini hanno fatto una battaglia lavorando per ottenere il rifacimento di una strada che oggi è la strada della pace, che ha permesso il collegamento da questa collina alle paludi dove venivano coltivati i terreni. Le donne sono state protagoniste anche, forse inconsapevoli, ma più delle volte in maniera determinata, anche di quella che è la storia dell'eccidio del 6 gennaio, la nostra storia, in cui per rivendicare diritti contro le sopraffazione del medico condotto e del sindaco dell'epoca molto autoritario si rivendicavano diritti e soprattutto l'abbassamento delle tasse. E mi piace ricordare anche tanti di quelli di Roccagorga che si sono allontanati da questo nostro paese nei tempi dell'emigrazione e che avranno modo anche di rivedere con questa immagine, di riportarsi un po' all'interno del nostro territorio. Roccagorga è stata uno dei primi comuni della provincia di Latina ad aderire all'Art Bonus, che è una iniziativa del Ministero dei Beni Culturali in cui i mecenati possono dare le proprie disponibilità facendo una donazione e valorizzando attraverso la manutenzione un bene pubblico. Noi abbiamo individuato l'atrio del Palazzo Baronale. Quel Palazzo Baronale per noi, che svetta su questa piazza, rappresenta proprio il luogo della cultura. Il nostro paese ha fatto dell'accoglienza anche una propria battaglia di civiltà. Noi ospitiamo i progetti dello SPRAR, del Ministero degli Interni, per l'integrazione. Abbiamo fatto un progetto che è il progetto Oltre i Confini, in cui i ragazzi extracomunitari che sono stati accolti scappando dalle guerre in questa piccola comunità hanno adottato dei quartieri. Questi quartieri sono diventati il loro modo di vivere, anche di farsi conoscere e apprezzare dai nostri cittadini, che li hanno non solo accolti e integrati veramente. E in questi momenti io penso che il messaggio anche dell'integrazione, della non paura del diverso, deve essere ancora un valore a cui dobbiamo ancora molto lavorare sicuramente. La piazza di Roccagorga è impreziosita dalla parrocchiale dei Santi Leonardo ed Erasmo. Andiamo a conoscere il parroco che arriva dalla Polonia. Benvenuti nella parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo a Roccagorga, nella chiesa parrocchiale. Questa chiesa proviene all'inizio del 1700, è stata un po' ricostruita dopo aver subito un terremoto, così che la cupola che c'era prima è stata cambiata per un tetto come si vede oggi. Io sono polacco
In questa parrocchia sto da 6 anni, sono viceparroco, ma mi occupo di tutta la comunità. Abbiamo un bel grande coro, grande, 30 persone, diretto da uno dei nostri parrocchiani, Americo. Questo coro ci accompagna per tutte le domeniche e per tutte le feste e anche per la festa che è di Sant'Erasmo, nostro patrono. Anche se è il secondo patrono dopo San Leonardo, la devozione della gente è più grande verso di lui, anche per il fatto del molto famoso qui busto, molto prezioso, e anche l'eremo di Sant'Erasmo che si trova in montagna. Il pellegrinaggio si svolge sempre domenica prima della festa, indipendentemente quando succede la festa, durante la settimana, poi prima si va verso Sant'Erasmo. La partenza di solito attorno alle 6 di mattina e poi la gente per un lungo e anche abbastanza faticoso tratto arriva all'eremo di Sant'Erasmo. Poi celebriamo la messa molto solenne e poi viene offerto di solito dal comitato dei festeggiamenti un bel pranzo. È il 1° giugno, quindi alla vigilia della festa di Sant'Erasmo, che sempre accade il 2 giugno, qui a Roccagorga viene organizzata una grande processione con il busto di Sant'Erasmo, accompagnata da tantissimi parrocchiani che esprimono sia durante la processione che anche dopo, durante l'adorazione, una grande devozione verso questo nostro grande santo, grande protettore. C'è anche la devozione per Sant'Antonio, che è il nostro compatrono. E come la festa di Sant'Antonio 13 giugno è molto vicina a Sant'Erasmo, allora da anni si è deciso di festeggiare Sant'Antonio la prima domenica di settembre, e anche con la statua di Sant'Antonio si procede per le strade di Roccagorga. Abbiamo la Caritas, da oltre 5 anni che si occupa dei poveri, c'è il gruppo di Comunione e Liberazione, ci sono gli scout e abbiamo 170 ragazzi al catechismo che si incontrano ogni settimana. Con l'assessore alla cultura andiamo a scoprire altre curiosità di Roccagorga in provincia di Latina. Roccagorga è un paese molto accogliente e molto vivo dal punto di vista culturale. Ci troviamo proprio qui all'interno di quello che è il complesso della nostra vita culturale, che è molto viva e molto sentita da tutta la cittadinanza. Abbiamo la biblioteca frequentatissima, abbiamo l'etnomuseo, abbiamo il teatro. Noi facciamo una stagione teatrale, ci picchiamo di fare una stagione teatrale nonostante siamo un paese piccolino, e abbiamo molti consensi, abbiamo il nostro pubblico che ci segue costantemente. Roccagorga da questo punto di vista è un paese unito, perché tutti noi sentiamo forte il senso di appartenenza a questa comunità. È molto vivo il volontariato, infatti molte delle nostre manifestazioni vengono realizzate grazie proprio a queste associazioni di volontariato in tutti i campi. Roccagorga è un paese molto accogliente e dà il meglio di sé nelle feste intese come momento di aggregazione sociale, come momento di condivisione e di convivialità. Le feste più importanti sono chiaramente le feste patronali. Oltre alle feste patronali abbiamo le sagre, abbiamo la sagra della capra che è giunta ormai alla 62esima edizione, nata come una mostra mercato scambio di bestiame, via via negli anni si è arricchita di tante manifestazioni, per cui adesso è diventata una kermesse di 3 giorni in cui c'è musica, folklore, spettacolo, artigianato e in cui chiaramente c'è la gastronomia. Abbiamo poi la sagra dell'uva fragola, che è una sagra anch'essa molto particolare, perché l'uva fragola è un prodotto di nicchia, essendo un vitigno ibrido. E non si può commercializzare il vino prodotto dall'uva fragola, però questo vino può essere prodotto localmente e quindi dovete venire per forza a Roccagorga per gustarlo. Abbiamo poi molte manifestazioni che riguardano anche i giovani. Abbiamo il Rock Calling Festival
che è un festival per band emergenti. In montagna si svolge un beach soccer in cui tutte le squadre della provincia partecipano e quindi c'è una forte aggregazione giovanile. Un'altra manifestazione della nostra tradizione, che ben si sposa però anche con la modernità, sono i focaracci del Venerdì Santo. Vi invito quindi a venire a Roccagorga, veramente resterete strabiliati dalla nostra capacità di ospitarvi, di farvi sentire a casa vostra e di offrirvi il meglio che possiamo. A Roccagorga, in provincia di Latina, anche l'itinerario del gusto merita attenzione. A voi la genuina cucina. Ci troviamo davanti a questa meravigliosa tavola imbandita preparata dalla bottega del Fiore di Roccagorga, che rappresenta tutto il meglio della cucina rocchigiana, partendo dalla pasta del pastificio La Rocchigiana, che è ancora fatta come si faceva una volta, a mano, formato per formato. Proseguiamo con i formaggi fatti sempre come facevamo in origine, grazie ai nostri grandi pascoli e alle nostre pecore che ancora vi pascolano sopra. Qui troviamo l'azienda agricola di Palombi Saturno che fa i suoi pecorini aromatizzandoli in vario modo. Salendo vediamo il pane tipico di Roccagorga, che è questa pizza bianca, insieme ai dolci fatti ancora a mano dalla nostra decana dei fornai, da zia Regina. Scendendo possiamo vedere ancora altri dolci della pasticceria di Eligia. Proseguendo di qua vediamo la pizza offertaci dalla pizzeria L'Archetto, famosa anche per usare farine non convenzionali, diciamo così, non la solita farina 00, ma anche farine di farro, e per usare prodotti tipici della zona come i funghi, i salumi e gli ortaggi. Qui al centro vediamo due preparazioni del famoso ristorante Il Querceto, uno dei nomi storici di Roccagorga, che per questo periodo ha scelto di utilizzare il tartufo, lo scorzone, che a Roccagorga è uno dei vanti del nostro territorio, perché le nostre montagne qui intorno sono molto generose di questo tubero molto apprezzato. Qui vediamo la carne di bufala. Passando da questa parte vediamo il ristorante L'Arcobaleno dal Principe, che ci ha preparato in 3 versioni la polenta, piatto storico, piatto che è sempre stato mangiato dai nostri nonni e ancor prima, con le spuntature, il baccalà e le lumache. Appena più indietro, sempre lo stesso ristorante ci ha presentato quello che si può dire senza ombra di dubbio il piatto forte della zona, vale a dire la capra. È tanto famosa che il 17, il 18 e il 19 agosto di tutti gli anni alla zona artigianale di Roccagorga c'è una sagra molto apprezzata. Salendo abbiamo 2 esempi di zuppa che ha fatto il ristorante Il Capanno, in cui troviamo la nostra classica zuppa con i fagioli borlotti di pane, fatta da sempre perché comunque per farla veniva usato il pane raffermo, e appena avanti abbiamo la famosissima nella zona zuppa Rappaca Cornuti. È una zuppa rispetto a quelle di fagioli molto più veloce da preparare, fino ad arrivare ad altri 2 prodotti del ristorante L'Eremo che sono tipici della zona. Qui abbiamo la trippa, che è fatta con un battuto di aglio e rosmarino e fatta cucinare a lenta cottura, fino ad arrivare alle lacchene, che in italiano sarebbero i maltagliati con i fagioli, ma sono il piatto, insieme alla capra, il piatto simbolo della cucina rocchigiana. Continua il nostro itinerario, andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Roccagorga in provincia di Latina. Le origini di Roccagorga ovviamente si perdono nella leggenda. Ci sono alcuni punti fermi però.
La presenza umana è testimoniata da un chopper di Homo erectus di 200.000 anni fa, così almeno l'ha datato Marcello Zei, il compianto paleontologo che ha operato così bene nella provincia di Latina, in particolare a San Felice. Ci sono testimonianze dirette, si può dire, del periodo romano e poi medievale. Ovviamente la leggenda della fondazione del castrum rocchigiano, fatta risalire alla matrona Gorga di Priverno, è una leggenda, ma nelle leggende c'è sempre un pizzico di verità. Io immagino invece che questa matrona Gorga, a seguito delle invasioni, in particolare dei Saraceni, sia venuta a proteggersi nei suoi domini rocchigiani e abbia potenziato quella che poteva essere una sua domus o una villa rustica, proprio, penso, dove c'è adesso il Palazzo Baronale. È curioso il fatto che Roccagorga sia il terzultimo paese in ordine di espansione territoriale della provincia di Latina, isole escluse, e a leggerlo bene, sapendo che la sua prima citazione è del 1224, si dà l'idea che sia stato sottratto al territorio di Priverno. La storia di questo castrum cambia radicalmente quando da comunità militarizzata appartenente ai Caetani diventa una cittadina con l'intervento dei Ginetti, una famiglia borghese di Velletri, Marzio Ginetti in particolare, che ha avuto un ruolo fondamentale nella Chiesa, tra l'altro è stato uno degli inquisitori di Galileo Galilei, ha cambiato l'aspetto del paese, ha agito da borghese più che da aristocratico e ha realizzato quello che in particolare adesso è il timbro, la cifra di Roccagorga, la piazza, la sopraelevazione della rocca medievale in Palazzo Baronale, la grande chiesa, e su questo impianto nuovo, questa addizione barocca che si può dire è unica in Italia per i paesi al di sotto dei 5.000 abitanti, si è formata questo carattere del rocchigiano. Pochissima terra a disposizione, grande spazio a disposizione, la sua cultura, la sua voglia di fare, la sua imprenditorialità si espandono nel territorio. Questo essere rocchigiano così imprenditoriale lo porta ad avere poi nei secoli successivi, in particolare negli anni 60-70 del Novecento, ad avere addirittura più di 60 piccole imprese edili che hanno operato in tutti i territori, Europa e Africa compresa. Su questo carattere dei rocchigiani, su questa voglia imprenditoriale, su questi straordinari spazi c'è e ci può essere il futuro di Roccagorga. Le tradizioni di un tempo a Roccagorga sono ancora vive. Andiamo ad incontrare le signore del ricamo. Questa scuola è iniziata nel 2005 per volontà della Proloco. Siamo un gruppo di allieve e insegnanti che si riuniscono lunedì a sera alle 8:30. Questa scuola è nata soprattutto come punto di incontro di noi donne per vederci, per riunirci e per imparare qualcosa, perché non si finisce mai di imparare. Infatti ogni anno impariamo punti nuovi, ci sono delle tecniche classiche come delle tecniche nuove. Soprattutto quello che ci entusiasma tanto è la passione quando impariamo e
insegniamo qualcosa che facevano le nostre nonne, perché questo chiaramente è una tradizione, lavorare, preparare il corredo per le figlie, per le nipotine. Facciamo delle mostre in dei periodi particolari, come ad esempio a Natale abbiamo realizzato uno stand bellissimo e abbiamo venduto tanti prodotti. Il ricavato ci serve per comprare le filati, le stoffe e per andare avanti. L'Etnomuseo dei Monti Lepini rappresenta una delle eccellenze di Roccagorga in provincia di Latina. Andiamo a visitarlo. L'Etnomuseo Monti Lepini è un museo etnografico che ha lo scopo di individuare e mettere in valore il patrimonio culturale dei Monti Lepini. In particolare il museo si chiede che cosa significa un'identità culturale, che cosa significa appartenere ad un paese piuttosto che ad un altro. Noi abbiamo cercato di dare risposta a questa domanda mettendo in risalto tutti gli elementi culturali che sono comuni alle persone, gli elementi culturali che emergono dalle interviste che sono state necessarie per fare l'Etnomuseo Monti Lepini. In particolare non solo di esporre oggetti ma soprattutto di raccontare storie che hanno segnato l'identità di questi paesi. Per esempio c'è la stanza dedicata alla Pasqua Rossa, l'eccidio del 1913 che per i rocchigiani ha sicuramente segnato la nascita della modernità, anche se in chiave negativa, essendo un eccidio. Abbiamo una ricostruzione per esempio della capanna lepina, che era la tipica abitazione fatta interamente con i materiali originali. Abbiamo le analisi per esempio di tutti gli strumenti musicali, quindi da un punto di vista etnomusicologico. Abbiamo la stanza Garage Cultura. All'interno del museo sono rappresentati tutti i soprannomi degli abitanti di Roccagorga, sono rappresentati in modo simpatico, sotto forma di anagramma, sotto forma di rebus, proprio per giocare un po' con il concetto dei soprannomi, che sicuramente è uno degli elementi identitari del paese e dei paesi dei Monti Lepini. L'associazione Progetto Lepini si occupa della gestione dell'Etnomuseo Monti Lepini fin dalla sua nascita. Organizziamo eventi culturali, attività e soprattutto lavoriamo con le scuole, organizziamo dei laboratori didattici. Abbiamo spesso visite scolastiche della provincia di Latina e non solo. Abbiamo brevemente descritto l'Etnomuseo Monti Lepini, vi invitiamo a venirci a trovare e a consultare il nostro sito per vedere gli orari e i giorni di apertura. E dopo che siete visto tutto questo, questa bella piazza, sta bella gente, con tutto quello che facciamo durante l'anno, vi aspettiamo ecco, alla Piazza della Rocca.
Roccagorga vi aspetta con tutti i suoi panorami e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella provincia di Latina a Roccagorga. Ciao! Vi aspettiamo!